Nella rubrica Voce alle cantine visitiamo la cantina Conte d'Attimis Magnago, un produttore con grande tradizione di ribolla gialla, la cui cantina ha sede a Buttrio. Sono Alberto d'Attimis Magnago e sono titolare con la mia famiglia di questa azienda. Un'azienda storica perché è un'azienda che è entrata in famiglia il 15 febbraio del 1585. Quel giorno, quell'anno, Lavinia Freschi di Cucagna sposa Pompeo di Magnago e porta in dote alla nostra famiglia questa azienda. Da allora è un'azienda che non è mai stata né venduta né comprata, è sempre passata in naturale successione. Ed è proprio da quegli anni che abbiamo iniziato a fare vino e ad avere passione a questo prodotto agricolo che ci ha permesso di arrivare fino ad oggigiorno. Qui a Buttrio abbiamo un'azienda da 112 ettari, di cui 86 a vigneto. Produciamo, vinifichiamo e imbottigliamo unicamente le uve di proprietà, quindi non abbiamo neanche vigneti presi in affitto, né compriamo uva o vino. Particolare importanza hanno le varietà cosiddette tradizionali, e quindi tra i bianchi pensiamo alla Malvasia da Malvasia istriana, pensiamo al friulano, pensiamo alla ribolla gialla. Vedete, è una mappa della nostra azienda, relativamente giovane per noi, perché è una mappa del gennaio del 48 e qui si vede la rappresentazione grafica dei vigneti in quegli anni, il centro aziendale. Attualmente l'azienda è interamente vitata. Quello che si apprezza molto da questa mappa è l'esposizione. Noi partiamo dalla cima delle colline e siamo esposti solo sul versante sud-ovest e quindi in piena battuta di sole. Le cime delle colline ci proteggono dai venti freddi che vengono da nord e da Cividale. Una zona molto calda. Ma vorrei tornare sulle varietà autoctone. Abbiamo parlato della ribolla gialla. Noi abbiamo contabilità completa da metà del 500 ad oggi e quello che mi piace osservare è che sulla ribolla gialla prima degli anni 60 la ribolla gialla come uva veniva utilizzata per fare un vino bianco. È solo dal 1961 che abbiamo iniziato a vinificarla in purezza e a proporre ai nostri clienti la bottiglia di ribolla gialla. Particolare poi abbiamo ancora una bottiglia del 1961 ma il cui contenuto era da 720 e non da 750 come si usa fare oggigiorno. Io sono Francesco Spitaleri, mi occupo della parte produttiva sia di campagna che di cantina e rappresento anch'io in un'azienda storica una seconda generazione poiché sono qui da 20 anni e prima di me alla guida tecnica di questa azienda c'è stato mio padre per oltre 40 anni. Quindi oltre che il piacere di lavorare in una bellissima azienda che dà molte possibilità alla mia professione, c'è anche l'orgoglio di proseguire un lavoro iniziato negli anni 60 da mio padre. Tuttora, quando ci sono alcune degustazioni, lo coinvolgo, c'è la disputa su chi li facesse meglio, se lui prima o io adesso, ma anche questo fa parte della bellezza di questa professione. Grande attenzione abbiamo riservato alla ribolla gialla, un vitigno cui abbiamo sempre creduto e che finalmente vediamo anche giustamente apprezzato. La nostra ribolla gialla è un bel vino dal giallo paglierino brillante, un profumo floreale, intenso, caratteristico, una beva fresca che rispecchia molto bene le caratteristiche dell'uva, di queste colline che rendono veramente onore a questo vitigno. Un grande vino che sa rappresentare degnamente la passione della nostra famiglia per i vini friulani.
Spero che con questo breve filmato abbiate compreso quella che è la nostra filosofia aziendale. Vi invito comunque a venire a trovarci in azienda. Avremo possibilità di visitare i vigneti, di vedere la cantina e di assaggiare gli altri vini che produciamo. Vorrei adesso fare un brindisi alle migliori fortune della Ribolla Gialla e della piattaforma Ribolla Gialla.